peggio che possa esserci, Perché? perché Venezia deve tornare a essere dei veneziani e non di chi paga, come se si entrasse in una specie di Disneyland per adulti, Lei è per eliminarle. certamente, anche perché c'è tutto un traffico sotto di denaro che non so come possa fluire. Io da studentessa universitaria diciamo che cioè, l'usufrutto delle case solamente per questioni turistiche e lasciate a noi studenti una porzione immedesimale proprio di quelle che sono effettivamente le locazioni disponibili per appunto questo guadagno immenso turistico, diciamo che non siamo molto d'accordo. Dove che abito la Giudecca ci sono 94 appartamenti vuoti che il comune non li dà, capito? Non li dà in affitto, c'è tanta gente che ha bisogno di queste cose. Però affitti turistici ce ne sono tanti. Tantissimi, quelli sì, quelli ce ne sono tantissimi, sì, quelli sì. Sono troppi. Per me sì, dico proprio sì. Relativamente invece alle locazioni turistiche dove stanno aumentando, diciamo così, in maniera prevalente e preponderante, ecco, forse questo è il tema, diciamo, che è legato poi insomma, al reperimento delle chiavi e all'apertura, insomma, questo sì. Basta girare un po' Venezia, in giro di pochissimi anni, basta contare le targhette dove è scritto locazione turistica, tante sono individuabili, altre invece sono sommerse perché o sono in nero oppure sono, diciamo così, non conosciute. E anche a Marghera ce ne sono parecchie, ma non è che siano brutte da vedere, sinceramente. Troppi e niente case per noi.